È sempre la solita storia. Queste navi arrivano prive di documenti, prive di idoneità alla navigazione, quindi vengono bloccate perché questi armatori, approfittando della povertà di queste persone che vanno a navigare per disperazione, li mettono a bordo e la nave panamezza è una carretta del mare, le classiche carrette del mare, cioè quelle che portano bandiera a ombra, che non rispettano le regole, non conoscono i contratti internazionali o li ignorano, che le persone che sono a bordo sono senza stipendio, quindi senza poter mandare soldi alle famiglie e sono praticamente prigionieri di queste carrette. E una volta che arrivano in paesi europei, non avendo la nave e i requisiti per la navigabilità, vengono bloccate e le persone non possono spostarsi dalla nave perché fanno parte della nave, non possono ripartire perché gli enti preposti, cioè Capitaneria in primis, non rilascia a questa nave la navigabilità che è indispensabile. Subentra poi anche un problema di documenti. L'equipaggio mi sa che era una decina di persone, tra cui parecchi indiani. Quello che ha permesso alla Capitaneria di bloccarla è stato il fatto che la nave è arrivata con metà carico e quindi praticamente... Carico di cosa? Portava barbabietole, mezzo carico di barbabietole invece che un carico intero. Cioè chi doveva ricevere la merce si è lamentato giustamente con gli enti preposti in Italia, qui a Cagliari con la prefettura che è intervenuta, dopodiché la Capitaneria ha fatto un controllo più accurato e ha notato che la nave non aveva l'idoneità per la navigazione, non aveva zatteri di salvataggio, aveva falle. È giusto quello che succede molto spesso, cioè che queste navi poi alla fine vanno a fondo. Qui poi ci sono gente che non ha la possibilità di poter chiedere i propri diritti. E questi armatori se ne approfittano. La nave la stanno rimettendo in ordine come documentazione. L'armatore è intervenuto sicuramente per le pressioni che ha avuto dalla Capitaneria perché la nave è sequestrata. La nave è sequestrata. Oggi ha caricato le tanche di gasolio che serve per mettere in moto i generatori, per mettere in moto i motori, quindi per avere corrente, per avere di nuovo acqua calda, tutte cose che mancavano. E adesso riprenderà il mare.